Grazie. Allora, io ho due riflessioni a conclusione ringraziando il QOA perché quando l'anno scorso, ormai 2 anni fa, abbiamo iniziato a pensare, abbiamo compreso l'esigenza che è stata magnificamente raccontata da Maurizio Castro, perché a lui e con lui mi ero rivolta per avere qualche suggerimento, eravamo nel pieno della distruzione di un sistema con poche idee sulla ricostruzione dello stesso. Sapevamo che dovevamo salvare il più possibile, salvare come il termine corretto, il più possibile di aziende, di patrimonio, di storia, di competenza, di prodotto, di relazioni. Avevamo armi spuntate e quindi avevamo pensato che cosa deve succedere. Intanto deve succedere che tutto deve essere ordinato. Secondo, cioè deve avere un po' d'ordine, perché si degenerava nella disperazione, a vario titolo. L'imprenditore, il sistema, le relazioni impazzivano, no? Era come non avere più punti di riferimento in una gestione di qualche cosa che era nuovo, perché concettualmente in Veneto se chiedeva un'azienda era un fatto isolato, era un fatto episodico e probabilmente si rigenerava da sé, altrimenti chi si portava dietro un cognome, chi si portava dietro un pezzo di storia, ma era un fatto. Qui invece era diventato un sistema. Quindi secondo, se non davamo un po' di ordine, c'era della pericolosità ulteriore. Secondo, tutto va gestito con professionalità. Le professionalità esistono in questo campo, sì, ci siamo detti, però sono pezzi di professionalità. E invece qui abbiamo bisogno di organizzare una nuova competenza professionale ed ecco che nasce questo percorso scientifico, cioè il corso è molto ben tarato, è molto ben organizzato per le competenze che dà e che fornisce. Ecco perché a rispondere sono i professionisti. Noi a questi ci volevamo rivolgere e questi hanno risposto. Novità di quest'anno è che la Regione mette anche delle risorse. Perché non l'abbiamo messa la volta scorsa? Perché volevamo capire se era difficile farlo, se era effettivamente di interesse. E siccome costano questi master, e la cosa che dico sempre anche quando qualche mese fa si pensava di rivedere il QO in maniera molto distante dalla sua ragione, io ho portato un dato a me stessa e agli interlocutori con cui mi sono confrontata. Che è una domanda banale, ma se tanti imprenditori, tanti professionisti, tanti manager sono venuti a fare ulteriore formazione a pagamento qui, siccome non è che in questo periodo avanzino proprio, c'è dell'argent de poche, no? Visto che siamo andati in francese oggi, se va bene, continuiamo, mi avanzano, perché costano, sono master che hanno un costo, un impegno anche temporale. Se vengono qui vuol dire che qualche cosa di grande interesse c'è. E questa è stata la ragione per cui nella prima esperienza di questo master abbiamo detto è una cosa difficile, non lo fa nessuno, vediamo se interessa al cosiddetto mercato. Non solo interessa, ma abbiamo visto i profili e per l'anno prossimo come regione io darò al QOA una cifra che è pari a 50.000 euro perché si decidano a chi darli, poi la scelta verrà fatta dal QOA rispetto a coloro che chiederanno, ma per aumentare la platea o per esserci a pieno titolo, forse questo è il senso principale. È il primo master in questo campo in Italia. Ci osservano, il dottor Castro sa perfettamente che noi siamo molto attenzionati dal Ministero dello Sviluppo Economico, perché noi quando affrontiamo le crisi e ne facciamo un'analisi delle singole o di settore o di territorio, tenete conto che negli ultimi 3 anni abbiamo gestito 85 crisi complesse. Non sono quelle piccole hanno un percorso, 85 negli ultimi 3 anni. 85 crisi complesse, nomi importanti che molto spesso per cui voi stampa ve ne avete data notizia, avete raccontato degli impegni che ci vedevano in prima linea, una complessità notevole nella gestione. Ma abbiamo bisogno di professionisti dall'altra parte, perché se, come ricordava il dottor Castro, Regione del Veneto unica in Italia, prima di sicuro, non so oggi se qualcun altro ci ha seguito,
ha definito una sua riorganizzazione interna dedicando una unità di crisi per accompagnare le crisi complesse, quelle molto articolate, quelle che hanno bisogno di piani sociali, piani finanziari, di accordi articolati, ecco. C'è anche da dire che questa unità di crisi ha avuto un'esigenza principale, quella di comprendere che fuori chi accompagnava queste aziende molto spesso non era molto competente. Abbiamo bisogno di professionalità nella gestione delle crisi, quindi abbiamo bisogno di professionisti nell'area della trasformazione e della gestione delle crisi. Ecco perché questa è la seconda edizione. Io credo che avrà ancora più interesse e abbiamo voluto esserci in tutti i sensi. Sapete, e chiudo così, che c'è QOA, però c'è Veneto Lavoro, che è la nostra agenzia che ha incardinata l'unità di crisi, e Veneto Sviluppo, che è la nostra finanziaria regionale, che sempre di più deve essere curvata nell'accompagnare crisi che però sono state già lavorate, se possiamo definirlo così. Come diceva il dottor Castro, non è solo un problema finanziario, quello è uno degli aspetti, ma come si gestisce è la cosa più complessa.